È ancora in fase di stima il valore dell'ultimo clamoroso furto avvenuto in un appartamento di un lussuoso condominio in via Petrarca. I raid dei malviventi si susseguono sempre più frequentemente nelle abitazioni della zona di Monteberico. Ad impressionare è l'intraprendenza sempre più ostentata dai ladri, che questa volta si sono arrampicati agilmente sulla balconata esterna fino al secondo piano sotto gli occhi delle numerose telecamere di videosorveglianza. Il furto è avvenuto nella prima serata tra sabato e domenica. Una volta raggiunto il piano, i ladri con estrema rapidità hanno forzato un serramento e una volta all'interno hanno fatto razzia di capi d'abbigliamento e accessori costosi per poi dileguarsi, sembra, dalla porta principale. L'esito finale è sicuramente di una precedente fase di osservazione operata dai ladri in modo particolareggiato per individuare il giusto obiettivo negli orari di assenza dei proprietari. Con dinamiche simili, nel weekend è stato derubato anche un altro appartamento, questa volta in via Bironna, al Villaggio del Sole. L'allarme furti resta quindi di estrema attualità in città. A dare voce alle preoccupazioni dei cittadini, in particolare il comitato Aiutiamoci ad aiutare, che ha già sollecitato maggiore sorveglianza alle forze dell'ordine, ma probabilmente non basta. Sì, nonostante i controlli che abbiamo visto, e ringraziamo le forze dell'ordine, avvenuti nei mesi scorsi, ogni tot di tempo succede un furto a Monteberico. Con il comitato stiamo monitorando la zona quotidianamente e abbiamo un progetto in mente che metteremo all'occhio di tutti i residenti e anche del comune. Se fattibile lo scopriremo nelle prossime settimane.